Sta meglio, uscita dalla rianimazione, trasferita al reparto di chirurgia a Chioggia, la turista tedesca accoltellata da uno sconosciuto, riportando gravissime ferite al volto, alla testa, alle mani e alle braccia. Con lei in ospedale a Chioggia in mattinata la sua famiglia, arrivata da Monaco di Baviera, e sempre accanto a lei anche il fidanzato Michael con il figlio adolescente, che anche oggi come ieri continuano a ripetere grazie a Dio è viva. She's alive. Wir wissen, dass Lucky lebt. Yes, lucky live and E il sindaco Armeleao, l'unico a cui è stato concesso di farle visita, ha considerato che secondo disposizioni della stessa turista coltellata e dei suoi familiari di riflesso della direzione sanitaria, altre visite, comprese quelle dei giornalisti, al momento non sono permesse. A ribadirlo anche il primo cittadino, puntualizzando, nell'interesse della vittima e di tutta la comunità clodiense, che l'aggressore possa presto essere garantito alla giustizia. E poterla salutare ufficialmente, insomma, a nome della città di Chioggia. C'è questo sospettato, io ovviamente non entro nel merito delle indagini che sono ovviamente dei carabinieri, ma diciamo ci auguriamo, insomma, ecco, che le indagini portino comunque all'identificazione dell'autore di questo gesto. Tra le priorità ora anche la costante e continua ricerca del maltese di 11 mesi, Luchi, scomparso dal momento dell'aggressione, l'appello del fidanzato della vittima. we go. Wir gehen ihn gleich suchen. We're searching for it. Wir haben ihn schon 4 Stunden gesucht. Lo stanno cercando dappertutto, dice, speriamo torni presto a casa da noi, tra le nostre braccia.